Nessuna fusione all'orizzonte per Veneto Banca, a confermarlo oggi l'amministratore delegato Cristiano Carrus nell'incontro con i sindacati. Ha ribadito che al momento, rispetto a un'ipotesi di fusione tra le due banche o di possibili scenari di peggioramento dei livelli occupazionali, la volontà è quella di non appesantire la situazione. C'è un forte invito da parte del Fondo Atlante di lavorare sull'analisi delle ricadute della possibile fusione, ma che al momento nessuno ha imposto nulla a nessuno. All'incontro era annunciato anche il presidente Beniamino Anselmi, che molte voci darebbero per dimissionario proprio in relazione alla fusione da lui al momento osteggiata. Ci sono novità sul presidente? Sul Presidente abbiamo chiesto a che punto erano le notizie circolate, ci è stato detto che non gli risulta nessuna dimissione da parte del Presidente, ma ci ha anche invitato a chiederlo a lui e abbiamo chiesto un incontro urgente. Nell'incontro di oggi confermato che non ci saranno ulteriori licenziamenti. No, al momento no, perché rientriamo nell'accordo, nel piano esuberi di aprile, quindi nessun ulteriore taglio del personale. Una fusione che i sindacati combattono con forza. È la peggiore delle soluzioni. Noi non abbiamo detto di no a una fusione dentro un progetto serio e condiviso, ma non può essere tra Vicentina e Veneto Banca. Di due debolezze se ne fa una più grande e gli unici a pagare sarebbero i lavoratori. Su questo ci opporremo fino alla morte, addirittura adesso mobiliteremo il personale.